Allora, saluda a tutte e a tutti per questo terzo appuntamento con l'Audori di Rigiro. Ora oggi è appena particolare perché accogliamo gente che sono proprio in casa Zoia, Diago Mutier e Diago Muvusina, due professori dell'università che ci vogliono viaggiare adesso qui, adesso insieme, e dunque di rispondere alle questioni di studenti di terza anno degli studi corsi in un quadro di un progetto di ricerca a Rigiro portato da un professore Eugene Gherardi che ci va anche lui un piacere di seguire con noi oggi. Allora, culendo qui in descale, Diago Mutier mi dice, no, ho riacquisto, non l'è mica capito. Allora, bon, noi che siamo stati qui, sono studenti, bon, abbiamo lavorato male, allora le volerebbe domandare prima per principiare, cosa non abbiamo mica capito di sto riacquisto. A me mi pare di averla capito, abbiamo ricevuto a straordinarie e settimane passate, cosa non è mica stato capito in Corsica, non c'è un discorso di riacquisto, non c'è la volontà di creare qualcosa di nuovo, un spazio letterario proprio suo e di elaborare la lingua, ciò che avete bisogno di non lavorare e dimostrare qua a stravaretta di sociolinguista all'università. Peccato, se ci avevo pensato non avrei mica parlato di riacquisto perché mi sono fatto mugliare. Mi sono fatto mugliare alla sua maniera perché ha detto siamo stati, abbiamo assistito ai vostri corsi. No, voglio dire che oggi spesso quando si parla di riacquisto non si vede mica due dimensioni di riacquisto. Si parla che, si vede che ho fatto invidia, ho passato e cose che sono perse, si può dire. E dunque da avere una nostalgia e di reagire contro questa nostalgia per rimettere in ballo questa cultura, diciamo, tradizionale. Ma ora questo non è mica questo solo, non è mica solo un ritrovo, come non l'abbiamo pensato, di noi a questa occasione così, ritrovando questa tradizione, di vederci a sua mente, di vederci, diciamo, un filo, un solco, di là bene. Un riacquisto, un va mica, un va mai, senza, diciamo, l'indiatura. E l'indiatura vuol dire entre indiarsi, ingaggiarsi in una via nuova. E che è quella di rinascita e allo stesso tempo una nascita nuova per adattare la cultura e, diciamo, il popolo a queste condizioni nuove. Di un'affermazione un futuro, di una bene. Allora, tocca a me. Per rispondere appena a questa questione, sono d'accordo con certi elementi che ha dato Giacomo Diera, ben intesa, ma penso a due traduzioni che erano state date tempi fa e oggi, e per appena sul cambiamento che c'è da una all'altra, e che prova che è un contesto che conta, cioè come è stata fatta tal divisione a un momento dato e come è stata cambiata forse appena dopo, con il tempo che passa. Penso che, per esempio, al principio, quando lo si gira, rigiro, si traduce da due parole francesi che sono renouveau, iniziative. E mi pare che lo rispondi abbastanza, a ciò che ha detto Jacopo, ma non ha un riacquisto. Oggi, quando si parla di riacquisto, si adopera sempre ciò che ha detto Alain Degli Meglio quando ha fatto un lavoro nella sfera così, riappropriazione, che pensa in noi che lo sia un affare interessantissimo perché raggiunge quantunque a uno degli elementi che ci dà durante Jacopo di ripigliare ciò che era interessante in passato, da una parte, senza negare il suo passato, perché il passato non c'è mai legato, c'è sempre tenere conto, pigliare un conto.
e dopo girarsi per dire bene, vuole creare. Ma tutto questo un viaggiare mica va, se non c'era mica l'indiatura. A Barulla che Geronimo e Codi adobravano sempre indiadissimo. Français, nous sommes engagés d'une certaine manière, avec tout ce que l'engagement suppose, de militantisme, etc., etc. Ma come eravamo universitari, noi teniamo sempre conto di questo fatto che quando si parla in termini universitari, vuol dire in termini scientifici, cioè fa attenzione che il militantismo fosse sbagliato, mal vissuto, mal capito. Dunque, cioè, sempre a tenere conto di queste definizioni così, che sono definizioni scientifiche. E dentro a Barulla riappropriazione c'era, nello stesso tempo, il senso primo e di noi, il senso di noi di lavoro indiato per questa riappropriazione. Ecco, una complessità, dunque, di definizione, ma tutte le definizioni, quando va a fondo, sono sempre un po' complesse. E dunque, ne riparleremo forse dopo, con certe questioni. Il riacquisto, come l'abbiamo vissuto noi al principio, non è mica esattamente lo stesso che quello che abbiamo vissuto dopo, intanto che pratiche e creazione e, a fondo, di società che cambia. Perché noi siamo abbastanza vecchi, parlo soprattutto di me, passando di generazione a eleve nuove, e oltre hanno un male a capire quelle anziane. Ne abbiamo già parlato con Ludovic quando affrontava la sodesa, in questa questione così. È vero che c'è un contesto cambia perché la società cambia e la gente che stanno assente e che parlano non sono più gli stessi. Naturalmente, è un affare naturale questo. Ed oltre c'è una specie di giro che si forma, si riflette dopo a ciò che non si è mica riflettuto prima e si rimette in ballo certe... Perché se che è dese giovane per questo, appunto perché è dese, Iago mostrava innanzitutto testi anziani che ha scritto io, perché quando non c'era mica stamperia come leggevo ora, scrivevamo lettere, assai. Oggi si mandano email a fare così. E sono sicuro che mi ricordo molto più di certe lettere che ho scritto, e forse certe lettere sono mica interessanti, ed altre pongono problemi, ma permettono problemi di avere a maniera che lo si pensava a tal momento. Per l'ortografia, per esempio, l'ortografia è cambiata assai e certe affari non mi vanno mica oggi, e certi di prima mi vanno manca a me. Dunque, questa è la vita che è così, e la ricerca è così. Quando si vede che si passa all'università oggi, in generale, si capisce che, giusto appunto, cioè fa attenzione alle definizioni, cioè fa attenzione a tenersi sempre una specie di rigore scientifico quando si parla. Ecco, all'ingrosso. Se posso aggiungere giusto un affare non da rigiro stesso, per un volta mica dopo non. Rigiro si vede sempre girare, una maniera come di rigirarsi, e no, perché rigiro vuole dire, allora questissimo in teoria questo completo di tradizione, una persona di rigiro è una persona che sa scombatte, che sa sconfinisce una situazione. Dunque, rigiro vuol dire sconfiniamo la situazione, in particolare la situazione che era quella della lingua corsa a Sebica Agustì, che aveva bisogno di essere sostenuta. Per reagire a ciò che voi dite, rigiro si sente appena reazione di vati, una forma di reazione forse a modernità che si sente questo brevisso di vati. Sabio per esempio una poesia di Giacomo Vosina in un numero di rigiro che era stato consacrato, dice ino che sto luogo non è chiuso, ino che sta via non è stretta, ino che sta lingua non è povera, ino che sto tempo non è scherzo, ino che la bene non è mischino, sappia che i luoghi in grande augure, sappia che la vita la largamente, e sappia che il tempo allungherà la storia, sinché la ribomberà sa lingua che tu parli o corso.
vede sta l'uso, per esempio, di questa negazione qui, che si sente poco poco, quasi mai, poi dà, diremo, questo senso di reazione in tutti i casi. E quando leggo un libro che l'ha scritto Kevin Petroni, L'adieu aux aspirations nationales, quand elle dit, pour ce faire, il fallait doter la culture agro-pastorale d'outils et d'institutions susceptibles de la soutenir, voire de l'imposer dans le champ politique corse comme le programme d'une politique nationale en cours de formation, car faire de la culture paysanne le fondement d'un peuple consistait en un déplacement. Poi chi era spesso in Parigi o in Astro, era questa a vostra idea di fondare di sturia questo movimento letterario non ta, diremo, una cultura paesana. Io vorrebbe dire, senza apprezzo assai ciò che l'ha detto un libro di Petroni, ma trovo che certe volte appena, diremo, sticchito dell'analisi. La realtà, e si vedeva, posto che noi discutimmo di qualcosa che potrebbe essere, diciamo, da consenso globale e da voi tant'anni, di che cose non vanno mica sempre come devono andare. Infatti, la poesia che è stata ammentata di Giacomo Fusina, c'è questa necessità di ripigliare cose e di ristabilire, diciamo, una dignità palese e pubblica per una cultura trattata sinatando troppo come roba passata e dunque invecchiata. Potremmo dire che a Sebica Agustia diglussia non era mica morta, al contrario, a diglussia formale. E si può, non so, quando andavamo da Ostia a Silannaiaccio, quando c'era una riunione che non piantavamo nel paese, ci vedevano bene certi che pigliavano già il caffè a mattina o che pigliavano altra farina. Quando entriamo dicevamo salute, buongiorno, e come abbiamo a Croata che andavamo a ritornato spesso, ci dicevano buongiorno. Benedì che spesso la lingua era capita come la lingua wassa e dunque quando si dice che in derrière a questo c'è l'idea di pigliare il contrario, c'è questa in noi, ma diciamo, sa maniera va, non deve mica pietà che in derrière a questo c'era la volontà di mettere, e d'altronde si vede in del giro, è chiarissimo, mi pare, c'era la volontà di mettere la lingua corsa e la cultura corsa non solo debbre, diciamo, alle altre lingue, ma debbre a tutte le culture del mondo. E d'altronde ci sono le lettere qui di Geronimi e di Fusina e di Franchino che dicono com'è che non potremmo mica tradurre di più tale poema spagnolo, tale poema croato o altro. C'è in de rigiro, c'è, allora è chiara, la volontà d'ebre a tutte le lingue, a tutte le culture. E mica solo, diciamo, perché c'è una volontà d'apertura, ma questa volontà d'apertura vuole dire insucciarsi per la cultura corsa, insucciarsi in noi di altri apporti culturali. Allora, io Gerardo che ti ringrazio e aumentato su questa poesia chiamata Inno, che ha avuto un certo successo grazie al titolo, Inno. Allora basta, ma va a strafare. Dunque è interessante di avere appena chiamato un testo e dentro.
C'è parecchie questioni, hai posto una questione generale, ma ci vedo parecchie risposte. Per Ibia, giusto un elemento che ha detto Giacomo, ma non ha un nostro interesse, non ha ciò che si basa nell'altro. La giovata è subito nel rigiro, hai creato una specie di cronaca che dirà la visione dell'altra lingua che è la nostra. È così che ha trattato i problemi dei fiamminghi, gli alsaziani, gli oschi, gli occidani, eccetera, eccetera. E dunque, subito si è entrati in un insieme non erano mica soli. Dunque, no che l'affare ha cambiato. L'affare si apre e da un certo punto di vista si vede che oggi c'è quanto che una specie di risveglio, di sveglio nuovo, non questa questione così. Mi è capitato che stamane, pieno da France Culture Gollando, ho inteso che c'era uno dei nostri colleghi, Philippe Blanchet, che era interrogato non questo punto le lingue regionali, non le inchieste che erano fatte a una certa epoca, a maniera che un po' di rivoluzionari hanno abbiamo una causa di maniera differente a questione di un plurilinguismo francese di giusto avanti alla rivoluzione, assai interessante dal suo punto di vista. E noi questa la sappiamo e abbiamo subito lavorato su questa questione così. E allora, quando tu dici la cultura paesana, la cultura cittadina, eccetera, eccetera, questo è vero, ma un po' di noi erano esciuti da un mezzo paesano, e io soprattutto, forse meno tu, che più cittadino al principio, ma dopo abbiamo scoperto la città, abbastanza presto, ben inteso, e dopo ci hanno passato una parte della mia idea, 20 anni in una grande città, che è quella di Parigi, dunque è vero che ci siamo abituati subito a questa maniera comunque, e dunque dopo a un certo momento io personalmente mi sono inteso allo stesso tempo cittadino e paesano e cittadino, e da uno all'altro non faceva mica una differenza, era in un paese anziano, vecchio, eccetera, e in una città modernissima, e dunque mi pare che la nostra funzione e il logo dell'isola era giusto appunto un logo benedetto dal suo punto di vista, eravamo allo stesso tempo aperti e chiusi. È una delle questioni maggiori della nostra espressione. Allora, quando Kevin Predroni, che ha fatto il suo libro, interessantissimo, intelligente e soprattutto la sua qualità primiera, se vuole, ed è stato pubblicato ai classici Garnier, che all'università sono considerati come i scientifici maggiori. Ma l'ha detto subito. Mi ha fatto un'intervista a questo punto per Musa Nostra abbastanza lunga e l'ha detto in questa intervista, attenzione perché viene qui, mi pare che l'aggettivo nazionale c'è una specie di malinteso, in fin di conto, perché lui dice nazionale perché è un appiato che all'ingrosso che ha letteratura corsa ma di espressione francese. C'è che quella di Biancarelli, che c'è due versioni, ma è la scoperta in antau francese, mica in antau corso, penso. Dunque, c'è su buon gusto, l'ha riconosciuta subito, tu hai fait une erreur. Effectivement, corsophone, la littérature d'expression corse, c'est pas la même si évidemment on peut englober tout ça. Et moi, je suis pour qu'on englobe, bien entendu, qu'on utilise à la fois les deux langues, puisque nous avons la potentialité au moins de deux langues. Utilisons-la à fond, que ce soit en français, que ce soit en corse. Et l'Ouest, on la force mica, come un po' di ente corse oggi, non sono mica tutti corsovi, non viene intesa. Dunque, c'è questo problema così. E è vero che torno per arrivare a un elemento che mi scappano gli elementi quando uno dice forse mi viene come le raifici andavamo di caffè e ci rispondevano in francese quando noi le parlavamo corso e questo tiene sempre attenzione a fare così, ma c'è di noi un altro problema è che c'era sempre chi riveniva e come per i bretoni, come per l'Occidente meno, ma per i bretoni e per i baschi si pone sempre anche qua, c'è questa questione di un peso negativo di un certo passato. Ma ricordo sempre che una volta, Piazza Foscia, Najaccio, c'era una festa di un libro e
Geronimi, io e Ivia Groce spassidiamo in testa base discutendo il rigire umano. Geronimo è il rigire umano e ogni tanto quando scontriamo qualche sia mostrava così. E beh c'era gente che si ultava. Allora, dopo ne abbiamo discusso insieme. Penso che si ultavano perché c'era Ivia Groce con noi. E dunque Ivia Groce, come l'avevano certa, era stato prigionato, eccetera, eccetera, era stato considerato come una certa forma di redentismo, soprattutto usavamo il libro nella letteratura corsa. Bon. E beh, la gente si ultavano, voleva che ci mettevano negli stessi, e noi al contrario, come le voglio dire nella definizione, consideriamo che il passato non è mica essere negato, il passato cioè a metterlo in analisi, a considerarlo con tutte le sue mancanze, con tutti i suoi benefici. Dunque, è questo il problema. Non c'è mica negare, quando si parla di colonialismo, non c'è mica dire che non esiste mica. È esistito, ma cioè analizzarlo in modo scientifico, in modo oggettivo, quando discute di queste questioni così. Io posso discutere, ho certi elementi, certi documenti di Via Groce in casa, che sono manoscritti ufficiali, eccetera, eccetera. E beh, rifletto su questa questione, ci rifletto, penso come si è passato a tal momento, è così che lo so fare. Non c'è mica manca mostrarli. A un momento dato, quando eravamo noi qui, quando vogliamo trovare una tramontana nelle biblioteche, i bibliotecari ci vediamo con la caccia, non si può mica c'era una specie di negazione di tutta questa questione. Dunque vedete che ciò che dice al principio, il militantismo, la IAMO, ma cioè tenere conto di ciò che si passava dando. Oggi a GDC di nazionalista maggioritariamente, a noi strebe non era mica così, manca appena. Era il contrario. C'era un fronte nazionale che era a potere della cultura corsa. No, capite? Quello gira come questione e come difficoltà tanto. Non che già tenere conto di fare questi, se non tenere conto di questo non si ragiona mica normalmente. Cioè ragionare sempre con sé, cioè mica negare. Il colonialismo c'è stato, cioè riconoscere. Piano piano, penso che con i pochi di governi francesi cominciano a riconoscerla così, ma piano piano. Vedete che proprio per l'archivio algeriani, hanno inteso la storia che anche se li sono stati accettati, che lo si possibile, sono sempre dei cartoni e c'è sempre l'amministrazione che blocca un poco. Ma è pieno, il cartone, se vuoi piede, studiatelo completamente, eccetera, eccetera. Mica così è semplice. Un'epoca ci sono sempre i gruppi vreno che sono dati un po' per tutto, che siano l'amministrazione, la politica, eccetera, eccetera. Ecco, le difficoltà. Una questione che mi viene così, perché ieri qualche sia ci parlava di cancel culture, di minorità, che domandano giusto appunto a sguassare appena da memoria, dai libri, dai programmi di insegnamento, un'epoca di avvenimenti, il y a di schiavitù, ad altri avvenimenti, di dominazione e di oppressione. Questa è la rivendicazione di un'epoca di minorità d'oggi, a cancel culture che ci viene dall'America, e poi ovviamente ciò che Paolia deve fare è il contrario, di balisare, di ricerca, di questo, ad una forma di verità. Come spiegate questo cambiamento, forse, in rapporto di minorità all'uso passato, perché certe volte abbiamo soprattutto minorità nere, con vogliono mica parlare di vati di schiavitù e che pure spiegano di noi la situazione di dominazione sempre di neri negli Stati Uniti, di violenze poliziere. Donc, come spiegate questo cambiamento di rapporto tra minorità e finalmente la sua storia o la sua memoria? Allora, io su questa questione così, giusto appunto penso che la risposta è la formulazione a domanda, posto che è una domanda che è fatta oggi, non è mica una domanda che sarebbe stata fatta prima, di che giusto appunto forse a maniera di vedere la storia, di vedere gli avvenimenti, di vedere a maniera che un popolo, una società, una cultura
si comporta dipende assai dalla maniera che le scienze umane in generale hanno vissuto fare un'evoluzione. Perché oggi, quando si parla di minorità, diciamo, il fatto di avergli dato un nome e di vedere che il suo nome ha una maniera di essere adoperata che è plurale, vuole dire assai in un modo che pensa in la visione di una società e possuto evoluisce. Quando si vede che a poco, quando dico che, forse non so mica, sono giudetta oggi, quando dico che tale persona che fa tale giudicamento, tale giudizio, è appena sticchita, voglio dire che dà una visione troppo stretta. Questa visione stretta va bene sia da una mancanza di riflessione profonda, può bene in noi da ciò che si chiama lo scientismo. Lo scientismo pretende di dare una definizione che è in relazione con una teoria unica. Sappiamo da voi l'invenzione di un tema di complessità che ci vuole, quando si vuole conoscere proprio un fatto, ci vuole definiscerlo con tutte le sue dimensioni. Ed è così che quando si dice che tale persona storica è magnifica, ci vuole vedere in noi. Prima, può essere magnifica per via di un'azione, che ella è magnifica. E parliamo in questo momento di Napoleone. Ma ci vuole vedere che nell'eroizzazione c'è un scordo di tutta una dimensione, perché un uomo politico, un popolo, un'idea, non si può mica fare, esprime, se non c'è mica una scelta in della complessità. Dunque io spiegherebbe così, sarebbe la mia risposta. La visione deve essere plurale, come la vista è plurale, se la vuole essere plurale. Io posso dire due parole in un, in questa questione. Riprendo sempre ciò che ho detto ieri, per dare una certa unità alle nostre risposte. È vero che la pluralità è un affare interessantissimo e tutto il mondo ci aspira, spera che la possa essere capita. Ma il problema è che questa questione così, questa visione così non è mica corrente. C'è sempre una difficoltà, giusto appunto, a far passare l'informazione, anche quando magari scientifiche e buone, con tutto il rigore che lo vuole, non siamo mica sicuri che la siano ricevuta così, perché l'informazione generale non c'è mica. E io ho sempre detto che quando si scrive un corso, per esempio, c'è un'esigenza di quello che scrive, per inteso, questo è naturale, come in tutte le lingue, ma c'è un'esigenza forse di quello che legge. Se uno voleva un colpo occhio, un'occhiata, qualcosa così, in una certa lingua, cioè che sociata così fosse capita da quello che legge. Non è mica sempre facile. Leggendo a Facebook ogni tanto, qualche sia che conosco che diceva che ha letto un libro di Paolo De Santi che ha avuto il premio Libro Corso. Bellissimo libro, un insieme di novelle. E io ho votato per lui perché mi pare che sia veramente un lavoro ben fatto, assai qualità.
e poi conosco Paolo che ha avuto di nuovo in Adesa, dunque ben inteso, conosco la qualità di quello che scrive che l'uomo che scrive su Facebook l'ha visto perché l'ha avuto il premio di Bugosso, l'ha comprato e ha cercato a leggere, ma è difficile a leggere perché io sono smontinco e questo è scritto in punti. Ecco una questione, pare semplice, il problema questo di varietà esiste per 100.000 affari, esiste in generale quando si pone un concetto, a senso filosofico, un concetto pare che poi Platone si capisce che un concetto tutto il mondo la riceve naturalmente, è una mica vera. Un concetto tutto il mondo non riceve mica di stessa maniera perché per ricevere c'è diciamo una informazione, cioè diciamo un'informazione, formazione e informazione, e se non c'è mica manca qualcosa e io penso un affare, quando si pensa alle minorità oggi, alle lingue minoritarie, una poca gente non capisce non mica che ci possa essere un mondo e un bisogno, non capisce non mica, per lui non c'è una visione monolitica non corrisponde mica a visione plurista, plurilinguista di gente, ma poi che non fosse che per la lingua, c'è una visione che sia aperta, se non è mica aperta non si capisce non passa, ecco un problemaccio. Penso che un affare un po' pare che passi da un polo all'altro, ma non è mica vero. Mi pare che per la poesia sia appena lo stesso problema che si pone, in generale, e non pure in lingua francese. A Brasile, una prova semplice esempio, pochi tempi fa, ha ricevuto una domanda di partecipare a un colloquio, non la poesia, chi è la poesia, eccetera, eccetera. E quello che mi interrogava ha detto, lavoro per una rivista, importante, universitaria, concernendo tutte le università, non solamente di Francia, ma d'Europa e anche più in largo. Ho detto, mi pare serio da fare, ma ho detto, sapete, io sono ritirato per parecchi anni, ho fatto talmente con l'occhio che mi c'era un po' una decchia. Allora, piuttosto che di fare una cosa, se voi volete, se venite veramente a un avviso, perché come interrogate mica? E io risponderò, in più come legge la Covid, per internet è anche più facile. Ah, di d'accordo, se è così, e mi sono pigliato su, ma dato un'epoca di questioni, in più il tipo era Gorsu, di nome, e mi ha interrogato e gli ho risposto, punto non a punto, e questo era parecchie settimane fa, anche parecchi mesi fa, e la Streri, poco tempo fa, a Uriero c'è stata una rivista che mi è giunta. Questa rivista si chiama Politique de Communication. Era una rivista, numero 14, Béran, une prima pagina avec le concours de Jacques Fousine sur la poésie. Qu'est-ce que la poésie, point d'interrogation, Jacques Fousine. Ho detto, può fare che allora pensavo di essere un che mi pare che mi mettevano davanti. Mi mettevano davanti perché era solo che parlava di poesia. Tutte le altre erano politica, comunicazione, c'erano non so quanti, non c'è capito un'onda, con le mica convenzioni. Tanto la poesia non c'era che io. Ma le questioni, mi sono visto che nelle questioni che erano poste, in più da un corso, che all'aria conosce appena la questione generale, il clima generale, mi sono visto che parecchi affari non li capiva mica. C'è potuto a rimettere l'affare in ballo, e si è potuto arrivare a un riacquisto, a un rigiro, tutti gli affari che mi imavano. Per questo che ho preso questi esempi questi. E mi sono visto che c'era una specie di scarto miracoloso, non tra ciò che mi ho fatto e ciò che capita oggi di ciò che mi ho fatto. È sempre questa specie di scarto. E se non c'è uno scarto così, è una questione quantunque che si pone. E io stesso, fino agli anni 90, 1990, ho sempre scritto, quando scrivo in corso, un corso, che la sia poesia, che la sia cronaca giornalistica, che la sia tutto un corso. Scriveva, era un corso. E mi sono visto che
non ciò che scrivia, c'era 10%, c'è 10% che le dicono poco presso. E ancora più per me che per ciò che dicono non c'è segregazione questi. Allora io dico, e perché non scrive mica in francese? E non sono mica contro il francese, sono mai stato contro il francese, e per me poesia che ho scritto è stata scritta in francese, allora non vedo mica che tradimento ci sarebbe. È così che ho creato il Petit Soldat. E ha ragioni che erano ragioni di famiglia, questo il Petit Soldat era un zio che ha perso la guerra del 14-18. Bon. E dopo ho continuato con un altro personaggio di un paese, di regione, che è stato segretario generale dell'Elysée in 14-18, con un grande avvocato, mal conosciuto e pertanto per me è uno dei più grandi avvocati penalisti che ci sia stato. Bon, in più era a Gumare era parente di questo Usti, dunque hai doppia ragione di parlarne. Ma un po' gente mi hanno detto, perché in francese, perché in francese, perché in francese? Beh, sono miracoli, come si fosse mica scrivere in francese senza essere accusati di tradimento qualunque. Io non traduco niente. Allora, il terzo romanzo che c'era, era un romanzo in lingua corsa. Non da Pedro Girneo, che sortirà da qui a poco, après ça, ce che immagino. Voilà. Ecco, uno torna un esempio di una specie di come si può dire, di difficoltà, di strecciatura che c'è dalle nostre lingue naturali, che sono il corso e il francese. Io ho parlato prima corso che francese, e ora parlo corso e francese, senza che sia per me strecciatura, ma sento che c'è una strecciatura, anche dei miei, dei vicini. Allora, da un pubblico ne parliamo. C'è un problema. Quelli che sono considerati come grandi autori sono quelli che scrivono in francese oggi, per un corso, a Broa, in Boladonanzo, Adieu alla letteratura nazionale di Kevin Pedron, parla mica tanto di corsi, di letteratura corsa. A noi, il primo romanzo di Sebastiano Alzedo, d'accordo, e allora dopo non c'è più stato niente. E tutti gli altri romanzi sono stati romanzi di Hitler, per esempio, che sono stati a parte le moderni, sono romanzi sono stati moderni. La diventa un prefacio il primo, mi ricordo. Dunque, ecco l'affare che sono portanto questioni che si pongono sempre oggi. Non è regolato anche un'onda. Siamo avanzati, c'è un po' di affari che sono avanzati, ma ne ferma assai con una ancora risposta chiara e netta, e soprattutto mica dai militanti che conosciamo, ma dal pubblico generale. E questo è il problema. I militanti venetesi si vedono sempre le stesse cose, si ripete poi 50 anni, e poco poi sono le stesse cose. Ma registriamo un'epoca di successi, un'epoca di cambiamento, un'epoca di progressi, ma fermano quantunque un'epoca di affari non sono mica ancora risulti, ancora fate dese e cercate di avanzare l'affari. Buongiorno, mi chiamo Sabrina. Prima di tutto vi ringrazio di essere qui con noi oggi, è veramente un piacere. E come prima domanda seria, chi va portato a scrivere al principio? Bon, è difficile perché ho l'impressione di averla detta 100.000 volte e dunque ho già provato a essere corto, ma è difficilissimo di essere corto a questo, perché parlate qui, infatti mi domandate a me come a un amico quale esiste. È difficile, è una questione di identità. Allora, a me si è passato, vi dico così, in corte parole, a me si è passato così, non ho mai scritto, non ho mai scritto, ho fatto un percorso abbastanza difficile perché mi sono fatto mettere fuori al liceo, dopo sono voltato, e poi finalmente ho passato un'aggregazione di lettere classiche e ecco, a morita, diciamo, di professore, è principiata così, sono stato professore di lettere classiche, di in prima sono stato
in Nizza come ausiliario e dopo in Ajaccio e dopo in Bastia. Allora, per me si è passato così che ho scritto, perché ho scoperto il corso, così no credo non avrei mai scritto. L'ho scoperto così il corso, era dunque all'epoca non eravamo anche un'accademia aperta, dipendiamo di Nizza e l'ispettore pedagogico di Nizza mi aveva domandato a me di fare a formazione di professori di CEG, professeur de collège d'enseignement général, che passavano dopo la riforma di 1968, che passavano dunque in dei CES, collège d'enseignement secondaire, e che dovevano insegnare a parte di asista. E dunque in quinta dovevano insegnare il ladino. E certi non avevano mai fatto il ladino. Dunque mi si dà a me di fare a formazione, le recyclage en latin des professeurs venant des CEG. E mi trovo alla biblioteca del liceo di Bastia, in cui era professore, e mi trovo in questa sala di biblioteca, scrivo ad aulone agricola capram curat, un paesano cura a sua capra. E c'era 150 persone che imparavano il ladino. E ne sento una che dice, ma allora è come in corso. E ci siamo tutti, siamo diventati rossi, tutti, perché questa lingua così non si poteva mica sentire, il corso, non si poteva mica sentire in questo ambiente così, che era un ambiente formale. Si assomigliava all'affare che diceva prima di buongiorno, buongiorno. E allora, bon, si è passato così, dopo ho riflettuto, ho detto, ma no, ci vuole a imparare, ci vuole a parlare corso di noi, perché questi a quale insegno il ladino hanno a risolvere questa lingua. E così a poco mi sono trovato implicato in una commissione che pensava a mettere in insegnamento il corso. E così ho scoperto tutte le dimensioni del corso e ho avuto il coraggio di scrivere un corso. Ho scritto un corso sul primo libro, di prima ho scritto in regia, dopo ho scritto in prosa sul libro, e poi dopo mi è accaduto un affare che ragiona ciò che lo diceva Giacomo Fusina, che ho fatto, dopo aver scritto in corso un mio primo romanzo, l'ho scritto di nuovo in francese, ho fatto la traduzione in francese. E quando mi so campo, d'aver seguito il libro così. E poi dopo, quando l'ho ricevuto il libro fatto da Albiana con il prefacio di Giacomo Fusina, ho guardato e ho detto, ma non so mica io che ho scritto questo. Per me era un altro che aveva scritto. E dopo i suoi giorni così non ho mai potuto pubblicare qualcosa che avrei fatto io, perché campavo sempre, e forse campo anche oggi così, e d'altronde adesso il mio ultimo libro, Quale Caton Bagilac, adesso in francese, da qui a qualche giorno, e ho avuto, sapete perché? Perché ho fatto io la traduzione. Di regola c'era Viola che faceva la traduzione, mi ha detto, ah, ti pigli in mano tu e non voglio più.
e ora aspetto questa traduzione così. Per dire che l'uso di una lingua non è mica facile, ma ciò che posso dire che io in corso ho una libertà tamanta, un piacere tamanto, quello, e d'altronde a già dire qualcosa che mi già mette davanti di un autore tamanto, che è Angelo Rinaldi, che è lo stesso dice che di una gamba di scrivere anche poi non c'è mica 6 lettori, e dunque il francese non è mica detto che scrivendo in francese avessi di più lettori che in corso. O allora sono gente che scrive, che leggono fuori. Non so se ho risposto. Allora, risponderei di no io, ma allora, anche se ci siamo assai avvicinati fino a ora a queste questioni, in questa questione mi stacco completamente da ciò che lui ha detto Jacopo ieri, perché per me è stato tutto fatto differente. Abbiamo 4-5 anni di differenza, anche sono un po' più vecchio, e ho vissuto un'altra maniera. Pur io leggevo a stia, visto che siamo stati tutti e due a leggere a stia, ma io un po' nanzo, e mi trovo che ho fatto lettere superiori in Bastia, e ho riuscito anche a propedeutic lettere dando, e i miei professori erano Fernando Ettori di Canonda, Vincivara, Simon Giovanni di Agrotta, e anche Marie-Jean Vincivara, che era giovane professore italiano, e fu un professorino. Tutti e tre, io ho un professore in scienze lettere sup. Ma mi sono maritato subito, a 20 anni. Ho avuto un figlio subito, a 20 anni. Dunque la situazione non era mica... Era studente sempre, se vuole, ma a moglie è lo stesso. Ci siamo conosciuti insieme a scienze sperimentali in Bastia e maritati, dunque subito, in Bastia. E tanto ci abbiamo vinto la sua vita, subito. Allora abbiamo fatto tutti e due, abbiamo cercato un dipartimento dove era possibile di essere in furia titolarizzati come studiatori, e siamo perduti tutti e due in Loise come studiatori tutti e due. Ero io direttore di una scuola e ella a Maggiunta. E siamo stati subito in piedi sul lavoro così che ci abbiamo mangiato. Non mica fare altrimenti, soprattutto che abbiamo figlio subito. Non è più torna nulla più. Dunque siamo perduti a zero, se può dire, da un punto di vista economico. E abbiamo passato così, abbastanza in furia, USAP degli istruttori, USAP dei CEG, il CAPSEG, diciamo, di tempi. E il primo anno siamo stati in un paese solo, ma subito l'anno dopo siamo parlati un fondo più vicino a Parigi. E siamo stati nominati vicino a Parigi, un luogo che si chiama Senlis. E io sono stato subito professore in un collegio, e a mia moglie ha fatto la nostra autrice, e mi ha detto, era subito ai principi, 62 63, e mi ha detto, siamo vicino a Parigi, siamo interrotti i nostri studi universitari per bisogno alimentare, economico, andiamo a Parigi. Ma non possiamo mica cessare. No, cessiamo mica il nostro mestiere, andiamo, quando vogliamo, quando non c'era mica scuola, o a sera, perché a Parigi le università erano aperte a sera, ancora dei giorni a sera. E siamo aperti tutti e due a fare i nostri studi a Sorbonne, e a mia moglie ha passato un po' di esami a licenza in psicologia, dopo ha passato un diploma nazionale di psicologo scolaire, che si pensava dando un professore Zasson, importante.
E dall'altra parte ha fatto la stessa cosa, ha fatto licenza di lettere, maestria di lettere moderne, DEA di lettere moderne, eccetera. E poi, nello stesso tempo, abbiamo conosciuto un po' di gente che erano su mezzo così, su mezzo di studiatori, e poi a poesia ci sbarriamo a fare naturale, perché insegniamo a scuola. E piano piano siamo stati avviati, soprattutto io, ella no, ma io sto avviando su specie di mezzo di creazione. E la creazione poetica soprattutto. E ha avuto la scienza di conoscere subito un gruppo di poeti che erano una piccola rivista chiamata Puy de l'Ermite, ma era abbastanza importante, non è piccola, oggi non esiste più, ma tanto era importante, tutti i più grandi poeti di Francia pubblicavano questa rivista così. E io sono stato incaricato subito di occuparmi di riviste e di pubblicare poesia così. E così che ho pubblicato la prima raccolta all'anno 60, a fine degli anni 60, che si chiamava Soleil Revue e che dopo un mese passato in Spagna era i soli di Spagna come in francese. Ma abbiamo conosciuto tanto a Philippe Soupeau, che era un personaggio importantissimo, è uno che ha scritto les champs magnétiques di surrealismo con Aragon e Breton. Dunque per me erano monumenti, sono sempre monumenti, ma erano veramente amici, Soupeau veniva in casa, Nardello, eccetera, erano veramente interessanti. E mi parla d'Apollinaire. Mi dit Apollinaire, je l'ai connu, il venait à la maison aussi, on discutait avec lui, il m'a donné son premier poème, etc. Per me erano monumenti, venivano da un paesolo, ben inteso per me era un affarone. E ha detto, je vais faire une maîtrise sur Apollinaire. Parlez-moi d'Apollinaire. E mi parlava Apollinaire, e così che ha fatto una maestria dans Apollinaire, qui si chiama Le vocabulaire italianisant dans les écrits, dans les proses Apollinaire. E questa maestria è stata anche pubblicata in Espacio, una rivista belgica abbastanza conosciuta. Dunque, tanto mi pare di aver ottenuto un certo interesse e poi sono diventato amico con un professore che è il direttore di ce che chiamano le troisième cycle all'Università Paris 4 e si chiama Robert Ricat, grande specialista di giornaux. Che è stato rimpiazzato quando è morto da Jacques Esteva per i giorni che hanno una teoria nel giorno. E Robert Ricat mi ha abbiato un'affezione e ha cominciato una tesi con lui vers une pédagogie della poesia. E era bella avanzata, a tal punto che lui mi voleva essere come suo assistente di Paris 4. E ha fatto una domanda ufficiale al rettore di Dondo. Ha fatto anche parecchie missioni nella Radio Sorbonne, nella questione così. Una delle mie prime emissioni è stata appunto di parlare come i miei elevi hanno reagito davanti a un poema d'Apollinaire che si chiama Il Colchic. Le pré est vénéneux mais joli en automne, les vaches y paissant lentement s'en posent. Bon, et su joli linguiste guidando che si chiama l'equipe de doctorat di Gozo ha messo in evidenza e le risposte che gli ho fatto io come Zilli e risposte che le hanno fatto gli studenti che presentano una tesi come non questa questione così della poesia. E Riccardo ha detto ma ce que tes élèves ont dit est plus intéressant que ce que les autres étudiants. Moi, c'était important, évidemment. Et Ravasi a sostenuto questa cosa quando è morto. Riccardo è morto. Allora, questo è un elemento, diciamo, un elemento che abbiamo risposto. Allo stesso tempo, è stato nominato in Parigi stesso, e in Parigi ha fatto la conoscenza di A casa del popolo corso. E a casa del popolo corso era l'assoggio di corsi di Parigi. E abbiamo cominciato a bere regolari con Gerone, con Codi, con Pasquale Marchetti, con Pinelli, Francis Pinelli e compagnia. Georges Gironet, per esempio, eccetera, eccetera. Siamo parecchi.
giocava un pallone da squadra di corsa come Violo e giocava in sezione B e lui A, che era più forte che me, e giocavamo e c'era imparavamo a cantare, un Violo cantava in gruppo, eccetera, eccetera. Bon, ci veniamo quasi tutti i giorni, e tanto che rigira piado, e tanto ha cominciato a pubblicare, ma mica ha pubblicato in 2 affari, in delle cronache giornalistiche e soprattutto in una canzone. Ha cominciato con la canzone così, per questo che oggi sono considerato più come paroliero di canzone che come altro affare. No. E ha cominciato con Tony Giosi. Tony Giosi ha fatto la sua conoscenza d'ando, ci siamo inviati in simpatia, e come lui stesso ha bisogno di destra, eccetera, perché già conosciuto come cantautore, ha fatto un po' di canzoni, e per la canzone di me sono state con Tony Giosi. E nello stesso tempo, quando il popolo corso era nato, quando il popolo corso domandava in un testo, ha conosciuto a Gian Paolo Boletti, a tutti i pittori e compagnia di quelli scoperti, e ha cominciato da testi così. E così che si è passato una specie di cosa magnifica nello stesso tempo. Per dire un esempio, fece le cronache, non le Puy de l'Ermite, che era non a rigiro, fece le cronache che parlavano di rigire e della letteratura corsa, non al Puy de l'Ermite, e non a rigiro fece le cronache di letterature minoritarie, e parlava di una... Ci sono passati bene che si è fatto così, e per me è stata una specie di matrimonio tra EU e lingue, che ritrovavo era una lingua naturale prima, che era un po' scordato in un'altra maniera, ma per me era un po' la stessa cosa. Perché se dopo Modeste ha ribiata con un altro professore di scienze dell'educazione, si chiama Michel Lebro, è stata la prima tesi di dar su Gigo, le dicendo tanto, prima la seconda tesi, che è passato dopo quando era già qui. All'ingrosso, ecco, il principio, ha scritto prima in francese, grazie alla poesia, e poi la canzone in corso, e poi piano piano tutto il resto ha diviso tutta una produzione abbastanza abbondante di giornalismo in corso e in francese, ma più in corso. Kirn, tutti i giornali, Corse Matin, Le Provençal e compagnia. Voilà. Allora, voi due, ma anche a maggior parte di scrivani corsi, hanno un rapporto in cui l'educazione, e pensate che stavi a professionale già pro di creazione letteraria? Penso che un nemico è così, ma è così, si può fare su gustato, che può fare, si può fare, ma non c'è nulla che ci dica che il corso deve essere veramente associato con l'educazione, diciamo, nazionale. Non è mica un affare, ma a pratica di l'imparare di una lingua che ha un statuto pieno, e capita che deve passare per la scuola, come ogni lingua che gli si dà tutte le sue competenze, tutte le sue capacità, a tutti i livelli, ma non deve mica essere giosa a scuola, come non deve mica essere giosa nell'uso campagnolo o l'uso operaio. Una lingua deve essere in ogni luogo, e per questo che ha rivendicazione di ufficialità, è una rivendicazione che è fatta da voi tanti anni fa, che è stata riconosciuta a parecchi livelli, e che deve, a voler o non voler, deve essere a un momento dato quella che gestisce a lingua corsa come l'altra lingua, come la lingua detta nazionale. Detto questo, ci vuole fare un constato di che la storia di un riacquisto sino a oggi si vede affaccato, giusto appunto, a lingua corsa, si vede anche spampanare a lingua corsa per via dell'educazione.
E forse farà qui un paradosso, una dichiarazione paradossale, di che quando si va a figlia ciò che è l'insegnamento del corso, si accorge che l'immersione più alta, più profonda, più fattiva è quella delle piccole scuole. Quando pensate in una piccola scuola, non avete più, durante un certo momento, l'impressione che non ci sia un impedimento della lingua corsa, quando voi vedete i gitelli che si esprimono con la maestra. E perché? Perché c'è un'immersione, perché c'è la possibilità, i gitelli risentono che non è mica un'obbligazione, è anche un piacere, è naturale, poi se sappiamo che la situazione non è mica naturale, per il gitello è naturale. Io quando a mia figliolina, una delle mie figioline, che ha 7 anni, mi vede passare, mi dice: babbo, dove vai? E mi mugia così. A sa perché i suoi parenti hanno detto: non lo lascia mica andare dove buono, che è vecchio, non lo lascia mica andare così senza domandare dove lui va. Ecco, ci sono situazioni da dobro di lingua che si sono esperte e che sono gestite dall'educazione, in particolare l'educazione delle scuole, delle piccole scuole. Non so se ho risposto a questa domanda. Vabbè. Allora, risponderà di noi appena a questa questione, ma l'interesse delle questioni è che ne umano altri sviluppi. All'ingrosso, ben inteso, sono d'accordo con ciò che ha detto Jacopo all'istante, è vero che gli studiatori e insegnanti, come una delle sue funzioni, quelle lettere e soprattutto del primario, hanno questo appunto a poesia o a espressione o a lingua come elemento maggiore di uso insegnamento. Dunque per questo che si trovano assai insegnanti nella opera della lingua corsa e dello studio scolastico della lingua corsa. Se muore ciò che si è passato di tempi, si vede che subito i Luciardi, Batterabesqua, Troiani, Pipigeno sono stati studiatori, sono stati gente che hanno insegnato e che sono di noi autori di lingua corsa importanti. E ce n'è d'altri. Ma qualcuno soprattutto, sono mica tutti studiatori. Pedro Rocca non era mica studiatore, via Groge non più, eccetera, eccetera. Non erano mica tutti studiatori, c'era assai che non erano mica insegnanti. Invece che oggi, nata creazioni che gli vengono da Bonanno, che gli vengono da Rigiro, che gli vengono dalle riviste che hanno esistito, che esisteranno, sono a 80-90% insegnanti. Sono quasi tutti insegnanti. Ma i militanti della lingua, i professori, eccetera, sono tutti insegnanti. Oggi si può dire che passa per l'insegnamento a scrittura e un corso e a lettura e non di un corso. Allora, sarà un bel o non sarà un bel? Tutta la questione è così. Ben intesa che naturalmente può essere un bel, posto che è normale che la sia così, è stranaturale, se vuole. Ma quantunque, non basta mica se non è che è così. Penso che c'è da dire che un'epoca di autori non fossero mica un mezzo insegnante, nascissero, ce n'è qualcuno che cominciano a intendere, non citiamo mica, dopo quelli che non citiamo mica si piano male, ma esistono in noi, ben inteso questi gusti. Ma penso che raggiunge qui una questione che è una questione che si pone oggi in un mezzo militante. Quando io sono stato presidente del Consiglio della Cultura, sino al 1989,
3 anni sono stato. La prima mozione unanima che l'avevo dato come consiglio era quella di ufficialità. Unanima. Tutta gente di dritta e di estrema dritta che c'erano in questa consiglio hanno votato per questa giustizia. Allora perché hanno votato per questo? Perché qui abbiamo presentato tanto la ufficialità come un elemento naturale di diritto normale della gente. E diceva per esempio io che quando un vecchio paese parlava in Bastia, in corti, a domandare insegnamenti in tale punto amministrativo di soldi da pagare, che ne so, di mende, che volete, non fare normale, a presentare in corso, e cioè che lo trovessi davanti a lui un impiegato che gli potesse rispondere in corso. E tutto il mondo era consento che si fare giustizia, hanno votato tutti così, e a governare questa giustizia ci piace. Dunque, questo era 1989. Ecco. Allora, è un affare vecchio. E io ho fatto la seconda tesi e ho parlato di ufficialità franco-italiana, franco-corsa, franco-italiana, dando posto che lo Stato francese ha cercato di fare una specie di risposta in 2 lingue, tanto usa un lettino ufficiale, di dando. Le leggi erano in 2 lingue, la lingua francese e la lingua italiana. Era una specie di ufficialità vecchia, ma esisteva già. Dunque non era mica un affare così straordinario. Allora si sa ciò che è diventato, è stata una presa politica di decisione, e beh, che è la gesia. Ma teniamo attorno a un altro elemento, non l'insegnamento e non la tramandere della lingua. Beh, che io non sono mica tanto di fatti, posto che sono ritirato di poi un certo tempo, ma vedo quanto che leggo assai, leggo e vedo e sento ciò che si passa, non ciò che li chiamano i reti sociali. Vedo che c'è un'opposizione oggi che si fa tra la maniera di insegnare il corso sarà la più buona sarà quella che passa per le scuole, normalmente, per l'educazione, o sarà quella che passa per il privato. Allora, io rispondo una cosa, dico, quando ero consigliere della cultura, dopo sono stato coordinatore di insegnamento del corso, con il rettore, con i differenti rettori che lo girano, e ho avuto assai a discutere con il Ministero, dando. E l'elemento maggiore che lo si difendeva dando davanti al Ministero per il corso era noi siamo i soli che abbiamo accettato che tutto il mondo, tutti gli insegnanti potessero insegnare il corso. Tutti gli insegnanti, mica certi solamente, ma tutti. Ed era una generalizzazione che era l'originalità in tutta la Francia della nostra politica. È stata riconosciuta come un'originalità da Bruges sempre. E per questo che noi siamo sempre stati con una specie di lea prima tra l'educazione, il sistema amministrativo dell'educazione e la lingua, e il militantismo della lingua. È un affarone questo. Quando ho creato le scienze dell'educazione, il Dipartimento di scienze dell'educazione, è pensando a questo, che ha detto un po' di insegnanti e miracoli in corso, di tutti i gradi, si mi sfidavano, già che si passano all'università, dicevano noi siamo nazionalisti, ma ci interessa, perché li venissero, ha creato le scienze dell'educazione, che non esistevano mica, e morì così a pigliare centinaia di insegnanti a fare scienze dell'educazione, che fanno l'educazione, non era mica scienze dell'educazione sole, integravano la lingua corsa, il bilinguisme, la pedagogia delle lingue, eccetera, eccetera. Dunque non era mica un tradimento qualunque, al contrario. Abbiamo fatto così ingrossare, aumentare il volume in qualità e in quantità di studenti che si interessavano tanto alla lingua. E sento che oggi parlo di immersione, benissimo, è di un punto pedagogico, ma io l'immersione, volevo imparare la lingua mica da un professore, ma da un operaio qualunque, della società che parla a corso, di mezzi che parlano sempre appena a corso. È benissimo questo, ma
puntando troppo l'affare, ma all'immersione, una volta mi hanno interrogato nella pratica lingua Bastia e ha detto a sera c'è Joshua Fishman, che è un grande sociolinguista americano, che ha detto, rispondendo ai bretoni di Juan, come quelli ivaschi che hanno scelto un'altra formula che è la nostra, non è mica la generalità della specializzazione. Di Juan sono tutti professori specialisti di bretone che insegnano a zitelli privati, anche se li sono pagati da sovvenzioni di Stato, di un ministero, ma sono scuole private. Allora hanno cominciato piano piano e avevano un collegio o un liceo che fanno tutto, ma non è mica così che la si è passata. Se la fosse così, qual è che parlerebbe Gossoia? Giusto una corte che li chiamano una specie di vilera, e basta. Invece che noi, tutte le scuole, in principio, hanno questo insegnamento. E mi pare che lo sia importante. Allora, se vuole che pratica lingue altre, che facciano un lavoro magnifico altronde, non c'è mica, ma non c'è mica che li abbandonessino la questione dell'insegnamento in generale. Che allora vuole che rinculiamo, andiamo mica in progresso, andiamo in meno, che ci sia in più, questo è bello, in più, ma mica uno senza l'altro. Ecco ciò che volevo. A ringraziarvi. Ad una domanda per Diago Muger. Allora, avete scritto durante le biga di riacquisto, scrivete torna oggi pubblicando romanzi assai moderni, siete un autore che va parte di due grandi movimenti di letteratura corsa. Allora, giù due domande. Vi considerate come un scrivano di all'era di 70 o di scrittura odinca e di noi se noi siamo usciti di questi stereotipi di umerimeismo. Umerimeismo, principiamo da così, per me umerimeismo è un affare che, ci ho guardato in prima un uomo e poi dopo la realtà. E capita che, appena come ne avevamo detto prima per l'eroismo, quando si dice umerimeismo si piglia un aspetto di ciò che ha fatto Mérimée. Un merimeismo che è un nome, diciamo, piuttosto peggiorativo, o che tiene su poco tanto di peggioratismo. Un merimeismo non è mica affatto, diciamo, ciò che Mérimée ha fatto di agorstica quando è venuto e che lui l'ha dopo ammentata. Dunque ci vorrebbe guardare cose. Se un merimeismo è la visione stereotipica di una tradizione linguistica, culturale e sociale anziana, se un merimeismo è questo, come dire, se non sbaglio, ci vuole ricordarlo, se un merimeismo vuole dire la glorificazione di una realtà culturale anziana, ci vuole quasi a pentesi che il merimeismo sia sparito. L'altra domanda, non mi ricordo più. Vi considerate come un scrivano di all'era di 70 o di scrittura odinca? Né uno né l'altro. Giusto appunto, se lui c'è apostolazione, l'avete capito, appena di superbia, di tutto ognuno che scrive per l'eternità, così non scriverebbe mica. O allora lascerebbe i suoi scritti senza pubblicarli, come a mia sorella che è morta parecchi anni fa e che campava in Parigi, che era istitutrice in Parigi, ogni tanto mi mandava
un poema in corso e mi spiegava come l'aveva fatto partendo dal francese. E sono poemi magnifici che forse pubblica un giorno. C'è tutta la differenza quando si scrive e che si pubblica, c'è a postulazione un lettorato. Questa mi pare un'evidenza da riconoscere. Ma ne approfitto per portare, non ciò che lo diceva Giacomo Fusina prima, parlando della poesia. Io ho fatto appena come lui, ho scritto per il canto, fuori che io non avevo mai scritto prima. Mi ero scordato anche prima, quando ho fatto la risposta, ho detto che ho principiato con un romanzo. Mi ero sbagliato. Infatti, ho scritto assai per la poesia, ma per la scuola. Per la scuola in lingua corsa, un momento che il corso facevamo i corsi a sera, aperti di 5 ore, 6 ore, fino a 7 ore, e che non ci abbiamo in liceo. E tanto io ho scelto di proporre la rima scolare in lingua corsa, che per più parte erano interni in Bastia, ho scelto di dargli i poemi per farne canzoni. E così, quando li cantavano, si sentiva il neogaruglio di Pierangeli in Bastia, si sentiva cantare in corso, e c'era una maniera militante di parlare. E dopo non ho più, perché veniva di una scuola francese, non ho più considerato la poesia come un'espressione mia. È strano, ma io la riconosco così. Ancora a modo fa, quando mi si domanda questo poema che ti hai scritto, questa canzone che ti hai scritto, spesso dico, come? Io non ho mica scritto questo. Mi è accaduta, avevo un terraggio dopo, così non ne finisco più. Perché questa è la formazione a scuola. Penso che quando si è nella scuola francese e che si impara che il romanzo è quello che fa la lingua, è difficile di considerare la poesia, e quella è in ciocca che non l'avevamo, che io l'agio, Giacomo Fusina non l'aveva mica, io la via e l'agio sempre, perché sono obbligata a riconoscere quando canto una poesia, ma quando cantano una poesia di mio. Ma non so se ho risposto a questa domanda. Grazie, Rabbi. Grazie. Salute, mi chiamo Claudia. Allora, ho una domanda per Giacomo Cer. Dunque, studiando a Arca di Amaona, mi piacerebbe sapere in che scopo avete deciso di impiegare un aspetto critico, autocritico dell'identità corsa. Allora, è vero che da un principio, o manco da questa, o manca da sua prima pubblicazione del romanzo, c'è una critica. C'è una critica permanente da parte mia. Allora, ci vedo due ragioni. Una ragione è quella che ha portato il riacquisto, un movimento nato dal riacquisto, a selezionare una visione passadista. Non è mica il riacquisto che era passadista, è l'uso che è stato fatto di un riacquisto che a poco ha rivendicato solo il ritorno a una visione passadista della lingua e della cultura, a tal punto che ha
questo ha ingenerato un'attitudine che è orgoglioso di un presente, è orgoglioso di bene e un spino girato alla realtà. Questo ha visto troppo gente, troppo, e non ha inteso troppo gente durante anni così, durante questi 10 anni che separano, se volete, l'investimento in de rigiro e a scrittura e il corso e poi dopo un romanzo, un primo romanzo che è a Fontana Altea, in questi 10 anni ha visto ho riacquisto Sfilacigassi in parte e accanto una certa, diremo, apertura di gaderi, diremo, formalisti in attendo, ha visto in noi sa visione che noi abbiamo in riacquisto in pocolissi ed è appena per questo che abbiamo messo in ballo su bancaggio, su bueta bancaggio che è appena donto, che un vale tanto e che si piglia per un altro. Si piglia per un altro e vuole arrivare, diremo, vuole arrivare a cultura e allo stesso tempo l'idea che non dà mica la parola all'altro. E così ci aiutò un modo, a poco ci aiutò un modo, diremo, di scrivere plurale, con parecchi locutori, parecchi narratori. E a poco mi sono abbezzo a questa maniera di scrivere. Mi pare che tutti i romanzi hanno parecchi narratori. E poi in più l'ultimo, allora questo è qualcosa che non si può mica leggere. Non si può mica leggere perché ha tutto spezzato. Ha tutto spezzato e mi sono giocato a non scrivere ma più così. Ma più. Perché è impossibile a leggere. Fuori qui, come mi hanno dato il premio di lettore, non so più come scrivere. Mi era giocato a scrivere proprio in maniera assai più classica e ora mi dicono che è più moderno così, non so più. E penso che è a gamba di scrittura corsa e non essere mica sottomessa a un modello unico. E finalmente credo che continua così. Non so mica se rispondo. Buongiorno. Allora, oggi ho una domanda per voi due. Il fatto di scrivere è piuttosto visto come essendo un dovere o piuttosto un piacere? Subito, con piacere. Dovere no. Piacere soprattutto, e mi pare che ha solo la possibilità di rispondere. Se dico che scrivo perché ci vuole, o io scrivo perché è un dovere di scrivere, no, non manca appena. Mi piacerebbe mica e non andrebbe mica. Allora, quantunque voglio rispondere di no, appena a certe questioni che sono state poste innanzi a Giacomo Dier. Scrittore degli anni 70 o scrittore più recente? E come sono più vecchio, dirà io, ben intesa, scrittore degli anni 60, perché siamo una specie di vecchio combattente, se vuole. I vecchi combattanti sono che si scordano di vecchi combatti, di vecchie lotte. Dunque, sono vecchie lotte e ben intesa teniamo ancora come roba preziosa. Ma non ci scordiamo di noi che non a giro Fernando Ettore, ne ho parlato innanzi per la scuola di lezione, ma Fernando Ettore siamo stati sempre amici fino alla sua morte.
Fernando Ettore ha scritto per il giro una specie di cronaca antologia. Sta rivista ha consigliato come un poco mica popolare, un poco elitista, se vuole. E lui dice, e non sono mica elitisti, portanto, sono anche appena elitisti. Qui c'è la questione sempre di una risposta che può fare a questa questione così. È un po' ciò che lui dice, come è nuova scrittura, vero che il romanzo c'è una maniera classica per una maniera più moderna di attaccare l'affare, di fare un frasato, eccetera, eccetera. Ma, in fin di conto, quando muore un anziano combattente, è un muino fanno parte di una certa avanguardia. Un'avanguardia vuol dire qualcosa che viaggia appena nenso e che cerca di aprire certe strade nuove. Mica per essere considerato come il più forte, ma come quello che cerca strade nuove generi, a fare così. E penso che quando faceva parte un'avanguardia, non è mai solo un anziano combattente, è sempre qualche sia che faglia la bene e si gira verso la bene. E così, io in tutti i casi mi sento così, mi sento allo stesso tempo anziano combattente e aperto davanti alla bene. Tutti i giorni leggo un giornale locale, leggo un mondo, tutti i giorni leggo un arancione quando lo sorto, tutti i mercoledì, eccetera, eccetera. No, mi tengo informato e leggo, vedo la televisione e sento tutte informazioni, perché mi pare che l'informazione, la conoscenza di tutto ciò che si passa qui nel mondo è un affare importantissimo. E dunque mi chiedono in un certi idee che non erano più a moa e che arrivano a di più in più, mi pare, sono un po' un chiedo a fare questi. E dunque dando c'è risposta a darli in tutte le lingue, in corso di nu, ben inteso. È per questo che mi interesso sempre al giornalismo, sono diventato una specie di giornalista corso, ho partecipato a Kirn, durante Kirn che era dando un mesinco più conosciuto, sei rinomato, non solamente ha fatto il bagno di testi, ma ha tenuto a rubrica, quando era settimanale, a rubrica corsa, quante parecchi anni, quando stavo a Iaccio, 4 pagine di corso non Kirn tutte le settimane. Dopo è stato il corso matin, il provenzale corso matin, e i Vaneri davano una cronaca corsa tutti i Vaneri comunque. E l'ha fatto durante anni e anni, forse una quindicina di anni. Dopo, ora faccio, non l'informateur corse nouvelle, faccio una cronaca letteraria tutte le settimane, tutti i mesi. E tutte le settimane faccio un RCFM, una specie, l'ha fatta prima, una specie di biglietto in corso, detto da me in corso, tutto per telefono, per intesa, e ora faccio un francese, ne faccio altro in francese, in corso, mica francese, in corso, ma scritto, mica detto da me, ma scritto e messo un ballo da Battorinieri, voilà, messo illustrato da Battorinieri. E comunque la mia carriera giornalistica, se vuole, che continuerà sempre. In quanto alle canzoni, è diventato un secondo mestiere, la SACEM mi consiglierebbe come un membro professionale, in questa maniera. Ha fatto canzoni una quindicina per Chiosi, altrettanto per Cantapopo Corso, ha fatto per i Movrini, una quindicina di noi, ha fatto per la Villetta, e ora lavoro con Felì, assai, e faccio sempre una paio di canzoni, ho più di 200 che sono già registrate e cantate e messe in disco. Dunque, vedete che non si manca lavoro anche come anziani combattenti. Io vorrei rispondere di noi a questa domanda così, un piacere o dovere. Dovere manca appena, piacere, solo piacere. È un piacere, diciamo, intensificato da un fatto che è un paradossale, che c'è una lingua che si sa che non ha mica le torri a Buzeffe,
E allora si risente, è verità ciò che dico qui, non è mica una risposta accanto. C'è una libertà in corso, c'è una libertà che succhia per me, che succhia l'ispirazione. E c'è una libertà che faccio coincide con la liberazione, diciamo, dei generi, che noi amintavamo prima. Ma il corridore, d'altronde, è un personaggio accademico che amintava prima e che è un amico di Zidellina, che è Angelo Rinaldi. Il suo ultimo romanzo, che è Così può mica legge, che ha 600 pagine, insomma, ricordo, e che parte in tutti i sensi, fa vedere come qualche sia che ha avuto, diciamo, la consento di letteratura e di l'istituzione letteraria durante anni e anni, si è liberato di tutte, diciamo, tutte le costrette che possono essere l'edificazione dei generi letterari, e ciò che imprigiona in un certo modo una lingua. Il francese ha un romanzo qua sua, diciamo prima, io attraverso il corso, ma vedo che un romanzo che può essere adoprato in corso e che la poesia può essere adoprata a altri livelli che solo a canzone. Senza la canzone c'è un passebene tra i generi di poesia scritta e di canto. Dunque è libertà ed è allo stesso tempo un piacere molto. Siete nostalgici di un periodo di un riacquisto e di rigiro? Chi gli rispondereste? Io rispondo manca appena, non sono manca appena nostalgico di rigiro. Di un momento, prima d'entrare c'erano condizioni tremende. Pensate che rigiro aveva poco preso 700 arrogati a un momento dato, 700 abbonati, come lo diceva uno che arrivava a rigiro in un frattempo. Oggi le riviste hanno qualche decina di arrogati e abbonati. Dunque si potrebbe dire, tanto sì, ma tanto si pigliava a rigiro, si abbonava uomo a rigiro per militantismo, solo per militantismo, e non si leggiva mica a rigiro. Invece oggi ciò che è fatto è di più letto, a parer mio è di più letto, e ciò che vedo quando parlo con l'animatore di Mediateghe, ciò che vedo e ciò che sento quando parlo con i insegnanti, quando parlo di noi con l'editore. Di sicuro non giunge mica a un livello di francese, di letterario francese, ma c'è un consento di più grande in del pubblico. Dunque manca appena nostalgico. E d'altronde la Giavabede, quando ha già pubblicato tutto ciò che ha tenuto di l'epica e rigiro, sa giù tempo perché mi giurerà poco presso
degli anni, penso, per fare la sintesi di pubblicazione che ha. Tocca a te. Allora io lì stesso manca appena nostalgia, a meno che la nostalgia non fosse giusto appunto ad sfinisce altrimenti ciò che noi abbiamo abitudine. Ci scordiamo che certi dicevano che la nostalgia è più che l'età, diceva Simone Signore Mantuado, e la famosa filosofa, mi scappa un nome, che è stata eletta all'Accademia francese. Barbara Cassin. Come la chiami? Mi scappa un nome. Barbara Cassin. Ella ha scritto Barbara Cassin. Barbara Cassin. Ha scritto a nostalgia e quando è venuta a parlare del suo libro, l'ha detto è bello che avete scritto, è magnifica. Sono contento che abbiate parlato di nostalgia a Corsica, visto che sapete che è stato suo marito è stato seppellito in Capicorso, e dove gli hanno dato un terreno per essere così, ha visto questo come un affare magnifico e gli è vero che è un segno di ospitalità magnifico. Ma io ho detto parlare di tutte le lingue, il greco, il latino, il francese, l'intesa, ma non ti manca una parola di corso, oggi me ne scuso, è vero, me ne scuso. No, è vero che puoi aver parlato di noi di un corso, questo che di la lingua corsa, anche senza conoscere, puoi dire qualcosa, l'ho detto, ciò che pensavo da questo punto di vista. Penso in noi che la traduzione è un affare, non mi ho detto fino avanti la traduzione, mi pare che una delle maggiori di tutti gli scrittori corsi è quella della traduzione. La traduzione è un piacere magnifico, mica solo la creazione, ma la traduzione, che la traduzione è sempre una creazione, una specie di ricreazione, se vuole, di creazione d'orna. E la traduzione è magnifica. Quando si legge a Umberto Eco, per esempio, si sa quanto l'ha contato per lui la traduzione. E per noi tutti è un problema maggiore che su questo, quello della traduzione. Quello della traduzione di tutte le lingue in lingua corsa. Boh, io faccio abbastanza con il lettino, Interromagna. come lo chiami? Interromagna. Voilà, Romagna. Dunque, a Romagna è vero che mica solo a Romagna, ma il mondo sano può essere pigliato in traduzione, perché giusto appunto che entrissi allora. La traduzione non è mica solo di qualcosa che si conosce già. Tradotto in francese, può essere già bello, questa che si faccia in un corso, ma mi pare meno importante che quando un'opera si traduce, non è anche conosciuta tradotta in francese, tanto il corso ha anche più valore, ma tanto ci deve sapere di nostra lingua così, poi la portare. Dunque, vede, e torna un esercizio importante, non ci si pensa mica abbastanza, ma penso che la si pratica alla tele, penso di UGCU, penso che la traduzione avvade normalmente. Quanto a Angelo Rinaldi, quando una volta un ribombo, ma ha mandato un testo a Rinaldi e ha scritto un libro, Leggenda Rinaldi. Leggenda Rinaldi e diceva tanto che Leggenda Rinaldi si capisce tutto ciò che l'ha pietato, ciò che non è mica etto di Corsica, e diceva all'ingrosso che anche se non la mostrava mica, un pensava e un parlava che di Corsica, non comincia a parlarne veramente direttamente, ma era sempre a Corsica che era una specie di fantoma, no? Di fantoma così, che venivano da sua scrittura. E ne ho parlato non è tanto al telefono, ma ha telefonato una sera, che hanno fatto un'emissione di televisione, e come non è mica televisione, mi mandava come pensava. Ho detto io non gli ho parlato tanto, ma mi pare che fossi stato contento. E lei gli ho parlato dei nostri ricordi, non di Sidellina. Non era mica nella scuola, ma ci viviamo abbastanza spesso a metà. E di metà. E mi ricordo che una sera eravamo a Pusà, lungo la piazza Santo Nicolò, e vediamo l'orizzonte, vediamo un mare, perché lui pensava sempre a andarsene, lui si è andato subito, posto che era giornalista e si è andato giornalista in Nizza. E mi ricordo che parlavamo in noi di italiano, perché facciamo italiano a scuola, e a scuola per noi l'italiano è importante. E mi ricordo che una sera abbiamo
ciò che è scritto nel Tabor dell'inferno e viene a Govedia, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. E io dicevo un verso e lui ne diceva un altro. E tu ti ricordi di Dante? Dice, mi ricordo appena, ma non parlava mica tanto corso. Allora io ho detto, ma quando tu eri a Boulevard Montparnasse, quando andavamo alla libreria a Boli, venivi suente e parlavi che corso con me tanto. Allora che parli francese, che voi non parli più corso. Dice, bene, ma è difficile un uomo che è diventato membro dell'Accademia francese, che ha scritto tanti romanzi, che è stato considerato come uno dei cronisti più rispettati, più temuti della letteratura francese, ha sempre su problema con la lingua. Allora diventa ancora stressé. Mi telefonano in casa, perché non abbiamo un telefono portabile, lo so come lo dire, non hanno televisione né portabile. Fine, e quanto un carburante, ma appena, mica troppo. E gli ho parlato un po' di sapere così, ma era un po' gustonato, un po', ecco. Per noi, perché ne hai parlato innanzi di noi, che abbiamo fatto le stesse emissioni di televisione, ma è un personaggio donna che è forse un grande esempio. Perché sia a lingua, lei parlava corso benissimo, e dico, quando usciva in Parigi parlava corso, parlava mica francese. Allora, non bevo mica perché dopo si è messo, è entrato in una specie di, penso che è entrato in una specie di simbolo, se vuole, per entrare all'Accademia francese, cioè mica essere contro la lingua francese non intesa. Ma lui era rinomato per una specie di lingua a maniera brusta, di frasi lunghe, frasate lunghe, e li piaceva assai a fare questi. Penso che questi sono passati di moda un po'. Anche così Jérôme Ferrari li piace assai, così Proust non gli piace mica, ma a maniera di scrivere l'ha sempre un po' così, un po' frasate lunghe. E certi dicono, ma è bella frasata lunga. Cioè mica troppo, quantunque. Penso che oggi a me gira al contrario, è frasate corte. E già dall'Università d'Estate di Gorti, degli anni 70, io che sono abituato ad andare per dire un verso corso, per dire una poesia più corta, che più lunga, diceva facciamo a barattazza piuttosto che a sintassa, lavoriamo in un corto e mica tanto troppo lungo, eccetera, eccetera. Gira questa negli anni 70 per l'Università d'Estate di Gorti, un vecchio coso, questo che a me oggi toccava sempre già, tanto. Per questo che siamo, allo stesso tempo, vecchi combattenti, ma siamo gente che siamo sempre in vita, per un poco ci resta, ma fine, cerchiamo a fare sempre opera utile, se lo si può. Allora, ringraziavi, avrebbe un'altra questione per voi, ed è detto, ieri erano 700 militanti a voler comprare il giro per dormire con lui, appena con il mondo, perché la lingua corsa è un segno maggiore della nostra identità. L'avete scritta da Ramindui da Strond 88 in del giro, in un numero consacrato alla lingua, e dite di noi, di già all'epoca che finalmente il nostro riverente può cambiare. E mi ricordo, Jean-Guy Talamone insieme, ma l'aveva imprestato il libro di Benedict Anderson, dans l'Imaginaire National, quando lo vedeva a Zodesa con voi, era tutto contento, gli diceva, guarda, così spiega che sono il lideratore nazionale che hanno creato, studiato l'intimo nazionale. E lui mi ridiava, mi dice, no, dico contrario, per noi è stato il contrario, perché ci sono state stagioni di intimo nazionale, di intimo d'appartenenza, non sa nascita di una vera letteratura corsa, non so anche di intimo dell'esistenza della lingua corsa. Allora, ciò che vi volerebbe domandare, perché quando si guarda il discorso corso, tutto appena il corpus, c'è una lingua corsa che è presente, c'è, si scrive Ebera forse più che all'epoca di 70. Ne mancano ipotesi, penso che se noi abbiamo veramente i conti si scrive assai di più, ma a tempo c'è un uso della lingua piuttosto in registro di emozione, in dei discorsi pubblici, in della fede, sempre, e in da pratica spontanea, qui parlo di noi ai sociolinguisti, sappiamo c'è una forma di galada, di ebradiche. Allora, vi voglio domandare se voi pensate che domani, oggi già, non c'è mica una mutazione di queste testimonianze d'appartenenza a Corsica, di questo intimo d'appartenenza,
non passa forse mica solo per la lingua c'è sempre, ma che passa di noi per roba di consumazione. E si vede assai, parlo di noi, i due USTH, c'è un festival di creazione in Bastiglia, c'è una moda corsa, c'è un discorso di sostenitori di Bastiglia, sempre in lingua corsa. Non si vede mica le biga di 70. Le bube di Bastiglia si vanno con canti piuttosto francesi, alle Bastia, e invece c'è un uso, diremo, di lingua che è proprio cambiato. Dunque, voglio avere questo barene in queste forme, diremo, di illusione, di un discorso corso, e di abbiazza di lingua dentro questo discorso che a conto mio mi pare dentro di più in più in una forma di consumazione, ma di che finalmente era già il caso con il giro. Allora, io dico radio, a meno che tu un po' io dico radio che ha difficoltà, ma io, posto che in una domanda che è fatta c'è a tempo un'apertura e poi dopo si sente come un'interrogazione appena angosciata davanti a una realtà difficile a poter capire completamente. E che la risposta non può essere una, vuole essere positivo, e chi ci vuole a guardare il presente e mica la bene. È appena strano ciò che dico, ma è qualcosa che riguarda giusto appunto questo statuto del presente. Mi spiego. Se voglio veramente ammaestrare la situazione e avere una bene per la lingua corsa e per l'espressione in lingua corsa, non ci vuole mica svalorizzare nel passato chi si può conoscere e dove si vede tutte le mancanze, e poi dopo si vede soprattutto concernendo la lingua a diglossia che regolava tra la lingua bassa e la lingua alta, e non c'era mica problemi, e questa sarebbe potuto durare parecchi secoli se la Corsica non fosse mica passata sotto l'influenza e sotto l'usugello francese, sicuramente. La Corsica avrebbe sicuramente lo stesso statuto linguistico che è differente situazione dell'Italia, posto che la Corsica faceva parte dell'insieme italo-romanico, e che è passata in l'ambiente franco- o gallo-romanico. Secondo me è stata la sua fortuna, perché ha potuto elaborare a poco la lingua corsa, farne una lingua invece che era una lingua minorizzata. Ma la situazione d'oggi face vedere che come la lingua corsa non ha mica ottenuto il suo statuto pieno, c'è stato un passaggio di diglossia da un livello, diciamo, pubblico a un livello simbolico. Nell'identità di ognuno non c'è mica ragione di sospettare l'amore per il corso che si vede in della lettura, in della scrittura, in del cinema, in del RCFM, in dei media. Non c'è mica ragione di sospettarlo, ma e di negarlo dicendo non è che consumazione, perché è consumazione, perché un uomo che campa oggi non si può mica privare completamente della consumazione. Può essere attento, ma non si può mica privare di questo.
così no, campa accanto alla società, non campa mica in della società, poi reagisce, ma deve. Allora ci vuole dare un presente, e sul presente di inciuccarsi di più in più in delle, diceremo, manifestazioni di un corso oggi. Mica impone all'individuo, ognuno ha la sua identità, non ci vuole mica impone, ma ci vuole impone lo statuto, la lingua, ci vuole avanzare da domanda di ufficialità che è un'anima, ma che ogni tanto può essere una maniera di aspettare domani, non è mica domani, è oggi che ci vuole. E è tanto che si vedrà se lui c'è, è tanto che lui si vedrà. Vedete già, utilizzato un futuro perché un presente non mi permette mica di vederlo. E ci vuole che faccia un presente che non esiste mica. Come futuro ci vuole che ne faccia un presente. E questa si volta a una visione militante, attualizzata di un ritiro e di un riacquisto. Un riacquisto deve essere mica tirato così, mica pigliato qua là, ma messo oggi. Benedico ci vuole continuarlo, ed è per questo che io non sono mica nostalgico di un riacquisto e di ritiro. Ecco, per me. E dirigerei anche io qualcosa così. È vero che si vede poi qualche anno di più in più che un negozio, un commercio hanno investito a lingua corsa, da più o meno intesa e da più o meno originale, ma quantunque c'è qualcosa di biadia. E da questo punto di vista, se usa tu strada economico funzioneggia, una lingua funzioneggia meglio. Una lingua senza economia non viaggia tanto lontano, non va tanto lontano. Invece che giovandosi questa si parla. Penso già che dopo tanto tempo e ha scritto una tacchirna una volta per lo sport, perché Borgo Stagnara diceva sempre che lo sport, con lo sporting, si può avere una rivoluzione. E in una certa maniera è vera, perché figlia del mondo sano, quando sto appunto si parla all'ossi, si parla come di una rivoluzione. Ci sono i soldi, bon, parlo mica estetica qui, che vedo una strafare, ma ciò che era sinava. E beh, mi ricordo che diceva, hai scritto un articolo nello Sporting, nella Kirn, e era intitolato Fogoli, Baigi, Fogoli. Allora, in intesa, i sostenitori dicevano certi affari corsi, insedalo a Farison, dicevano, mi ricordo, insedalo, tue-le a Farison, bloque-le a Farison. Ah, avec la corsicisation de la phrase, a Farison. Je me suis una preposizione che in francese non ci vuole mica. Bon, ma era una maniera gorsa di sostenere. Dunque, questo è importante. E ora penso che tutto ciò che è spiritoso, magagna o da rocco, si fa già assai in giovani, cioè i giovani che hanno avviato lo spirito, l'umore francese, e mi pare che li buoni facci stanno a parte a giocare, e anche questo quando lo si rie, un po' che vogliono avere di rete sociale, avere un corso, diciamo le. Plan-le, diciamo, per esempio, invece di prends-le. Dunque, anche questa faceria e face parte in noi, in fin di conto, un gioco con la lingua. Cioè, la lingua non è mica solo triste, può essere un gioco. Quando c'è lo spirito nato, c'è buon segno, e buon segno bella bene, mi pare. Mica se ci sono altre questioni, perché gli studenti hanno altri corsi, hanno altri scontri. Allora ringraziavi per queste 2 ore che abbiamo passato insieme. Allora spero che ci potremo continuare, forse un altro anno a discorrere con questa squadra di studenti o con altri, o i due, perché fermano altre questioni e altre idee da investigare in tutti i casi. Ringraziavi perché era un piacere e un onore d'accogliervi in casa vostra
da cui tra due grandi viure di storia qui sto è sempre da perché forse anche di più da stronde da perché fermano obere siamo capito a esce da qui a poco dunque vi potremo accogliere per presentare e per discorrere in Israele. Ringrazio Bidorna. Grazie a voi. Grazie.